L'amore per il cinema, la passione di documentare attraverso le immagini sono sentimenti troppo forti. Così il promettente regista veneziano Emanuele Mengotti e Marco Tommaselli, direttore della fotografia, sono in questi giorni a Las Vegas in America per raccontare in presa diretta la lotta al virus. Ci troviamo a Las Vegas, siamo dei filmmaker italiani, stiamo lavorando al momento ad un documentario incentrato sulla situazione della pandemia mondiale. Abbiamo deciso di incentrare il nostro lavoro sulla città di Las Vegas, su quello che sta succedendo qui. Stiamo girando durante questi giorni, abbiamo ripreso diverse situazioni. Molto il materiale raccolto anche in questi giorni così difficili per il popolo americano. I test che hanno incominciato da alcune settimane qui negli Stati Uniti, hanno fatto più di 1 milione di test, ma stiamo cercando anche di capire come la popolazione, ma soprattutto gli americani, stanno affrontando questa pandemia. Il regista veneziano aggiunge: Crediamo che sia doveroso dover documentare questo periodo storico così eccezionale e per questo motivo stiamo girando qui a Las Vegas. Conclude Marco Tommaselli. In questo progetto appunto ci stiamo focalizzando su quelle che sono le varie sfaccettature della società americana e come ognuna di esse sta appunto rispondendo alla pandemia.